Dopo un periodo di inattività abbastanza lungo, quindi 2, 3 mesi che siamo rimasti a casa, dobbiamo fare attenzione al nostro stato fisico innanzitutto e quindi programmare quelle gite che andiamo a fare in modo accurato. Attenzione all'avvicinamento all'ambiente alpino dopo un periodo di sosta prolungata. Ci vuole rispetto per la montagna e soprattutto delle regole che ci sono state date in questa fase di riapertura all'attività sportiva. È il delegato soccorso alpino Dolomiti Bellunesi Alex Barattin a fare il punto della situazione. Non diamo per scontato che all'esterno, quindi in ambiente montano, il rischio non ci sia. Il rischio c'è sempre e soprattutto bisogna fare attenzione ai pericoli oggettivi che ci sono sempre e ci saranno sempre in montagna, quindi va affrontata con rispetto. Le problematiche legate alle escursioni in montagna sono sempre le stesse, legate all'attrezzatura di sicurezza da portare con sé nello zaino, ma in tempi di coronavirus, oltre alle classiche dotazioni, ci sono da aggiungere mascherine, guanti e detergenti disinfettanti, una sorta di mini kit d'aiuto non solo per se stessi, ma anche per gli altri. Il soccorso alpino si sta adoperando per eseguire gli interventi nel migliore dei modi con la tempestività di sempre. Naturalmente le procedure che abbiamo in atto in questo momento fanno sì che la preparazione tecnica e vestizione del nostro personale naturalmente allunga un po' l'intervento, ma questo è inevitabile per avere la sicurezza di tutti gli operatori. In questi giorni CAI, Soccorso Alpino e Guide Alpine si sono riunite per valutare la situazione e per diffondere informazioni utili a tutti sulla sicurezza che riguardano sia l'incolumità personale che l'approccio responsabile per evitare la diffusione del virus. Tra gli argomenti al centro delle discussioni certamente c'è quello che riguarda la riapertura dei rifugi e dei bivacchi. Ci saranno conseguenze economiche e logistiche, ma, chiosa Barattin, questi devono continuare ad essere un punto di riferimento per alpinisti e escursionisti. Ipotizzarne la chiusura significherebbe far venir meno un punto di sicurezza che è fondamentale per chi va in montagna.